da alcuni temi della questione meridionale, 1926, ma i fatti si riferiscono al 1919 durante il Biennio Rosso. La Brigata Sassari aveva partecipato alla repressione del moto insurrezionale di Torino nell'agosto del 1917. Si era sicuri che essa non avrebbe mai fraternizzato con gli operai, per i ricordi di odio che ogni repressione lascia nella folla anche contro gli strumenti materiali della repressione e nei reggimenti per il ricordo dei soldati caduti sotto i colpi degli insorti. La brigata fu accolta da una folla di signori e signore che offrivano ai soldati fiori, sigari, frutta. Lo stato d'animo dei soldati è caratterizzato da questo racconto di un operaio Conciapelli di Sassari, addetto ai primi sondaggi di propaganda. Mi sono avvicinato a un bivacco della piazza X. I soldati sardi nei primi giorni bivaccavano nelle piazze come in una città conquistata. E ho parlato con un giovane contadino, soldato, che mi aveva accolto cordialmente perché di Sassari come lui. Cosa siete venuti a fare a Torino? Siamo venuti per sparare contro i signori che fanno sciopero. Ma non sono i signori quelli che fanno sciopero, sono operai e sono poveri. Qui sono tutti signori. Hanno tutti il colletto e la cravatta, guadagnano 30 lire al giorno. I poveri io li conosco e so come sono vestiti. A Sassari sì, ci sono molti poveri. Tutti gli zappatori siamo poveri e guadagniamo 1,50 lire al giorno. Ma anch'io sono operaio e sono povero. Tu sei povero perché sei sardo. Ma se io faccio sciopero con gli altri, sparerai contro di me? Il soldato rifletté un poco. Poi, mettendomi una mano sulla spalla, senti, quando fai sciopero con gli altri, resta a casa. Era questo lo spirito della stragrande maggioranza della brigata, che contava solo un piccolo numero di operai minatori del bacino di Iglesias. Eppure, dopo pochi mesi, alla vigilia dello sciopero generale del 20-21 luglio, la brigata fu allontanata da Torino. I soldati anziani furono congedati e la formazione divisa in 3. Un terzo fu mandato ad Aosta, un terzo a Trieste, un terzo a Roma. La brigata fu fatta partire di notte, all'improvviso. Nessuna folla elegante li applaudiva alla stazione. I loro canti, se erano anch'essi guerrieri, non avevano più lo stesso contenuto di quelli cantati all'arrivo. Questi avvenimenti sono rimasti senza conseguenze? No. Essi hanno avuto risultati che ancora oggi sussistono e continuano ad operare nella profondità della massa popolare. Essi hanno illuminato per un momento cervelli che non avevano mai pensato in quella direzione e che ne sono rimasti impressionati, modificati radicalmente. I nostri archivi sono andati dispersi, molte carte sono state da noi stessi distrutte per non provocare arresti e persecuzioni. Ma noi ricordiamo decine, centinaia di lettere giunte dalla Sardegna alla redazione torinese dell'Avanti. Lettere spesso collettive, spesso firmate da tutti gli ex combattenti della Sassari di un determinato paese. Per vie incontrollate e incontrollabili, l'atteggiamento politico da noi sostenuto si diffondeva. La formazione del Partito Sardo d'Azione ne fu fortemente influenzata alla base. E sarebbe possibile ricordare a questo proposito episodi ricchi di contenuto e di significato. L'ultima ripercussione controllata di questa azione la si ebbe nel 22, quando con gli stessi propositi che per la Brigata Sassari furono inviati a Torino 300 carabinieri della Legione di Cagliari. Ricevemmo alla redazione dell'Ordine Nuovo una dichiarazione di principio, firmata da una grandissima parte di questi carabinieri. Essa riecheggiava tutta la nostra impostazione del problema meridionale ed era la prova decisiva della giustezza del nostro indirizzo.